Meglio che la regione. Allora eccoci rientrati in studio per continuare questo nostro dibattito. Nell'ultimo confronto, diciamo, si è parlato di questo referendum per l'autonomia. Un referendum per l'autonomia che ancora non si sa quando si terrà, quando si voterà, perché la Regione Veneto aveva chiesto che si potesse votare assieme al referendum costituzionale, cosa che non è stata. Non è possibile. Ecco, allora, ascoltiamo cosa ha detto Luca Zaia, Presidente della Regione del Veneto, alla festa della Lega Nord qua a Padova a proposito del referendum. Ascoltiamo. A me spiace che ci sia qualcuno che insinua che queste sono solo dichiarazioni, che poi il referendum non si farà. Il referendum si farà, lo potevamo fare anche in autunno se volevamo, però avevamo un piccolo problema. Andate a dirlo, siete un po' tutti dirigenti di questo partito, andate a dirlo a chi vi chiede informazioni. Fare un referendum da soli costa 14 milioni di euro. Farlo assieme al referendum di Renzi sarebbe costato 0. Abbiamo scritto più volte al Governo, al Presidente del Consiglio, di autorizzarci a fare il referendum nella stessa giornata del suo referendum, non ci hanno risposto, li abbiamo diffidati formalmente per iscritto, non ci hanno risposto, abbiamo capito che loro faranno il loro referendum il 4 di dicembre e noi a questo punto ci organizziamo per farlo da soli. Ma dico a questo punto perché? Ve lo dico, no, scusate, perché è bene che vi spieghi il passaggio. A questo punto siamo legittimati a farlo da soli. Non abbiamo il pericolo che qualcuno ci venga a dire che abbiamo sprecato 14 milioni di euro quando potevamo farlo assieme a loro. Loro ci hanno detto di no, quindi adesso lo facciamo da soli. È fondamentale dire in giro che questo referendum sarà una pietra miliare, sarà un referendum ufficiale, lo si farà con un seggio ufficiale, con gli scrutatori e con delle schede. Se io qui facessi un sondaggio, sappiamo benissimo che il sì vincerà, però non ci deve far stare tranquilli. Io ho bisogno di una grande affluenza alle urne, perché andare a Roma sapendo che un Veneto su 2 è andato a votare è una roba. Andare a Roma con un referendum dove 8 veneti, 9 veneti su 10, 10 veneti su 10 sono andati a votare, ci permette di trattare. Qualcuno mi dice, ma il giorno dopo il referendum cosa accadrà? Guardate, il nostro modello è quello di Trento e Bolzano, 9 decimi delle tasse in Veneto. Ovvio è che il giorno dopo non avremmo l'autonomia, però inizia un percorso. Ecco qua, allora queste le parole di Luca Zaia sabato scorso alla festa della Lega Nord su questo referendum. Gottardo. Io condivido l'essenza del discorso di Zaia, cioè il dato politico. C'è chi dice che di fatto è un referendum consultivo. Però il dato politico che sottolineato da Zaia lo condivido completamente, perché è un messaggio chiaro. Quando poi Zaia cita il Trentino, allora entra proprio qui in ballo la macro regione, perché quando c'è tutta questa polemica rispetto ai nostri vicini, il Trentino Alto Adige, il Friuli che trattengono più tasse, noi no, poi tu hai citato i comuni con termini che ricevono contributi. La macro regione è una tappa, primo per essere efficienti rispetto a un contesto europeo e di globalizzazione. Tanto per essere chiari. Secondo è perché è una tappa per elevare il grado di autonomia, è uno step, non è che noi toglieremo autonomia al Trentino o al Friuli, aumentiamo la nostra autonomia e la capacità di trattenere tasse e risorse nel Veneto. Quindi anche qui non polemizziamo mai troppo. Io invito i miei amici che sono più attivi di me in questi argomenti istituzionali, il problema non è essere polemici con il Trentino, è trattenere le tasse tanto quanto ne trattiene il Trentino.
Quindi in questo senso noi dovremmo anche tranquillizzare i nostri vicini. Io ho avuto anche un confronto con Delai, che è l'ex deputato, ex presidente della provincia molto di Trento, bravo, sì. tra l'altro molto efficiente della di provincia di Trento, dice: ma noi abbiamo trattati internazionali, non molleremo mai. Dico, sta attento, non che sia più soldi per voi, neanche per voi. Dobbiamo fare una battaglia comune, non contro la vostra autonomia per Bacco, ma per un'autonomia più globale, perché questo Stato inefficiente non ci fa competere. Però secondo lei Renzi e la Boschi non hanno messo la questione... Renzi non è autonomista, lascia stare, nella riforma... Non che ne frega niente sta roba qui, è un imbonitore propagandista, dai, adesso non tirarmi fuori Renzi. Io mi sono arrabbiato quando ho visto il programma di Treviso dell'altro giorno, dice: sono venuto qui a vedere, cosa a vedere? Sei venuto qui a imbonire e a parlare. Quando ti sei messo ad ascoltare per Bacco? Cottardo è una vostra creatura, Renzi, è l'allievo che è diventato più bravo del maestro. È un decadimento. Dovresti in qualche modo omaggiarlo, Renzi, per l'essenza berlusconiana che trasuda da ogni suo poro. È Mr. Hyde che diventa Mr. Jekyll, come la storia. Il dottor Jekyll diventa Mr. Hyde, no, anzi, Mr. Hyde che diventa dottor Jekyll. Ecco. Se mi consenti, vorrei fare un discorso, direi quasi per fatto personale, perché l'ho difesa io la causa in Corte Costituzionale. Ora, quella legge che mi ha mandato a difendere era fatta non male, malissimo, e quindi abbiamo dovuto difendere un semicadavere e richiamarlo in mia vita in qualche modo. Ma il discorso era: volete voi che il Veneto abbia un po' di maggiore autonomia rispetto alle altre regioni? Questa è stata veramente una cosa, mi ha appesantito la discussione, e vi devo anche raccontare come l'abbiamo superata, l'ho superata. A un certo punto ho detto: signori, non è che noi chiediamo l'autonomia totale, tutte le imposte restano in Veneto, eccetera. Stiamo discutendo di un po' di più, e c'è l'articolo 2 dello Statuto, perché purtroppo tutti questi autonomisti indipendentisti si muovono col furore della piazza e non col rigore dei commi. Noi siamo abituati a vivere di commi, voi di problemi finanziari, noi di commi. A un certo punto c'è l'articolo 2 dello Statuto, approvato dal Parlamento nazionale con una legge del 71, quindi fuori di ogni sospettabilità, che dice che il popolo, che la Repubblica riconosce il diritto del popolo veneto all'autogoverno secondo le sue tradizioni culturali e storiche. Questa è una peculiarità di questa norma, purtroppo, dobbiamo farcene carico. Il Veneto non si è mai accorto. Direi che l'ho in certo qual modo scoperta io davanti alla Corte Costituzionale, e quando stavo dibattendo di questo tema, scusate, ma è un episodio che vi dice molte cose. Un consigliere della Corte, sa, quella Corte è tutta dorata con il giudice con il medaglione, a un certo punto, mentre stavo parlando del popolo veneto, articolo 2, è uscito sbottando dicendo: no, dice, in quest'aula si può parlare solo di popolo italiano. No. E dico: ma scusi Presidente, no, aspetta un momento, dai, che arrivo anche a me. E sono, ma sa, dico, Presidente, mi scusi, voi avete il potere di cancellare una norma di legge che per noi diventa legge, ma voi avete il potere di toglierla, di cancellarla, di espungerla dall'ordinamento. Se questa Corte mi toglie il secondo comma dell'articolo 2, io ammutolisco, non ho più niente da dire. Ma finché c'è, volete lasciarmelo giocare? Non vi dico la faccia degli altri consiglieri di fronte a questa figura. Vabbè. E il Presidente ha detto: dice, avvocato, prego. Alla fine, e questo dovete lasciarmi, alla fine ho concluso dopo un discorso, dicono fatto anche bene, e dico: beh, signori, io devo difendere la Regione Veneto, che voi sapete che la saggezza del popolo veneto è concentrata nei suoi proverbi. Lasciatemi concludere con un proverbio veneto, venetissimo direi. Ecco, la bocca la si lega solo ai sacchi.
devo spiegarlo? No, dice il Presidente, abbiamo capito perfettamente, e hanno ammesso l'unico, in 60 anni di funzionamento della Corte Costituzionale, è l'unico referendum che hanno ammesso, non sui commi e sull'articolo 2 di cui non hanno capito niente, ma sul proverbio veneto che dice: no signori, prima lasciatemi parlare e dopo ditemi se ho parlato bene o no, ma dopo che ho parlato, non prima che io parli, perché sennò veramente diventa una sopraffazione. Certo, ecco, certo. Quindi voglio dire, il discorso del referendum che si farà, lasciami concludere, perché mi pare un discorso estremamente serio che nasce questa sera. Se riusciamo a fare andare avanti il discorso della macro regione, la legge 132 eccetera, io vorrei suggerire anticipato la mia domanda a Zaia, ecco, perché non abbinare il referendum mio della Corte Costituzionale al referendum della macro regione e con 14 milioni per pigliare i 10 giorni con una fava, in modo da arrivare, ce la si può fare, perché se partiamo, penso che siamo qua anche per questo, se partiamo e i comuni si mettono in moto, noi per marzo possiamo arrivare a un unico referendum con 2 schede, sul referendum Cacciavilani, che è un po' il mio, e sul referendum sulla regione. Volevo far intervenire in proposito anche il professor Casen. Sicuramente la soluzione di cioè la macro regione potrebbe essere, come dicevo prima, un po' la soluzione, diciamo. Uno perché innanzitutto perché è un percorso costituzionalmente percorribile, innanzitutto, e questo è sicuramente un vantaggio. Ma io credo che dobbiamo pensare a un'altra cosa, sì, è giusto che vengano interpellati i cittadini e venga interpellato il Veneto e le regioni attigue, che si sappia finalmente che c'è una volontà da parte di un gruppo consistente, perché credo che sarà consistente l'adesione da parte di tutte queste persone, nel avere una propria capacità decisionale e soprattutto una maggiore autonomia fiscale, così che si può investire maggiormente nel Veneto, perché i soldi che vengono presi dal Veneto vanno a finire in Sicilia, in Trentino, piuttosto che in Liguria o in altre parti. Quindi noi siamo vessati. Allora, storicamente così abbiamo certezze, la regione del Veneto e Friuli, eccetera, tutta l'area nord-est era ed è sempre stata la regione più ricca d'Europa. Va bene? A impoverirla sono state tutte le vicende successive all'unità d'Italia, perché si è chiuso il fronte del nord, cioè il collegamento con quella Mitteleuropa di cui parlavamo prima, e quindi siamo rimasti chiusi un cul-de-sac. Lo sbocco, il collegamento marittimo col resto dell'Europa è venuto a mancare. E questa è una delle vicende della crisi e poi dell'immigrazione dei veneti in tutto il mondo, perché era necessario che ci fosse un sistema di sopravvivenza. Ma l'analisi che faceva prima, per esempio, sulla crisi della Veneto, è vero che c'è crisi in Veneto, ma non è che piangendo sulla crisi riusciamo a risolvere. Il tentativo di trovare uno sbocco, che può essere anche superato da idee magari migliori, è quello di fare una macroregione, è quello di arrivare alla consapevolezza di chi siamo. Perché la forza di un territorio è la consapevolezza di essere in questo territorio, di appartenenza e soprattutto di amare le proprie tradizioni e tutto il resto. La mancanza di questa è stata voluta dopo l'unità d'Italia. Perché? Perché si è cancellato tutta la memoria storica non solo della regione Veneto, Friuli, eccetera, ma di tutte le regioni d'Italia, perché si voleva fare fatta l'Italia, che era un'Italia raffazzonata, volevano fare gli italiani, quindi omologare tutti quanti uguali, invece la bellezza, e lì si è persa il vantaggio di aver creato una nuova nazione, che era la
unità nella diversità, l'eccellenza del sud, e l'eccellenza c'era nel sud, poi l'abbiamo distrutta, e l'eccellenza del nord non è stata valorizzata, è stata mumificata. Oggi abbiamo una città come Venezia che diventerà Pompei a breve, no? Quindi che ci andiamo a fare? No? I veneziani non ci possono più stare, non amano neanche più abitare a Venezia, perché Venezia è diventato un fastidio. Allora, se non riusciamo a progettare qualche cosa per il futuro, non riusciamo poi a pretendere uno sviluppo. Allora, quello che ho incominciato a raccontare all'inizio era solo un piccolo, diciamo, preambolo su un progetto molto più ampio. E cosa vuol dire? Per esempio che Venezia deve essere zona franca. Per Venezia che diventa una city economica, allora facendo una city economica sicuramente diventerà il centro economico non dell'Italia, dell'Europa, perché la Brexit, la City di Londra può attrarre il capitale europeo e invece la City che potrebbe chiamare Venezia non può. L'altro aspetto è quello di creare una industria che non sia l'industria progettata negli anni 30 dove c'era una costruzione, un inquinamento, il progetto di un inquinamento mostruoso che è Marghera, no? Oggi si può produrre ricchezza attraverso un cavo telefonico, attraverso una rete. E allora creiamo l'eccellenza a Venezia, creiamo l'eccellenza sul territorio. 9 università che devono collegarsi tra loro, non essere competitive, devono essere sinergiche per riuscire a creare il massimo della conoscenza. Allora attraiamo intelligenze, perché se no i nostri figli scappano, non hanno contezza del territorio, non hanno la voglia di stare perché non conoscono il loro passato e quello che non amano il territorio, no? Quindi, per carità, è giusto che chi vuole se ne vada, ma anche a Venezia, parliamo del periodo storico, la gente se ne andava, ma andava a, tra parentesi, colonizzare altre aree importanti. C'era un settore a Costantinopoli che era solo quello dei veneziani e contavano perché lì passava tutta buona parte dell'economia di Venezia. La stessa cosa si può fare, non esuli come stiamo creando adesso, ma gente che va e mantiene il collegamento con l'Italia perché l'Italia è in grado di recepire quelle capacità che noi abbiamo nel lavorare, nell'uscire all'estero e nel creare attività. L'altro aspetto è quello di far ritornare le aziende in Veneto, e lo si può fare. Se c'è un'economia, se c'è un trattamento particolare, se io do un premio per chi ritorna a fare aziende in Veneto e dà un'agevolazione fiscale, perché se non sono andati solo per quello? Per una ragione fiscale e una ragione di ingestibilità dei propri dipendenti, perché naturalmente il sindacato aveva il sopravvento sulla produzione. Oggi il sindacato si è reso conto che senza le fabbriche il sindacato non esiste, quindi ha fatto un passo indietro aspettando che si riformi quell'attività per cui il sindacato può restare, perché se non c'è l'operaio il sindacato non serve a niente. Allora, l'eccellenza, sì, certo, e c'è il substrato dei veneti, c'è tutto, la capacità costruttiva, la capacità organizzativa, la capacità commerciale, c'è e lo abbiamo visto perché negli 70 anni dalla fine della guerra a oggi, io me lo ricordo il Veneto come si è sviluppato. La riviera del Brenta c'era niente, passava i Bragossi. E passavano i bragossi, cioè le barche grandi piene di merce, eccetera, tirate non a motore, ma tirate da singoli uomini che si tiravano una barca che tirava decine di tonnellate. Va bene, questo era il Veneto 70 anni fa. Oggi la riviera del Brenta è l'eccellenza per un sacco di cose. Allora, se c'è, io credo, un centro
finanziario, ma soprattutto se c'è un trattamento fiscale nel Veneto che premi la produzione e non vada a vanificarla, allora credo che ci sia un futuro. Ma io qui chiedo che ciascuno di voi apporti idee in un tentativo di immaginare un Veneto diverso che ha le risorse più grandi, per esempio nell'arte, ha le risorse più grandi nel turismo, nell'eccellenza, eccetera. L'altro aspetto è che il Veneto purtroppo rimane isolato dal resto dell'Europa. Se noi non facciamo una grande via ferroviaria e autostradale verso l'Europa, il Veneto resterà sempre così. Allora la gente verrà più volentieri e noi commerceremo molto meglio. Quindi dobbiamo avere contezza e capacità di mantenere questo territorio e di crederci. Certo, ecco, volevo due flash hai presente, mi pare che sia un inglese che dice: sapete perché hanno fatto il ponte tra Venezia e Mestre? Per fregare Venezia. No, perché l'Europa si sentisse meno sola. Sì. È una battuta. Il secondo punto è che ci stiamo dimenticando che la cultura, anche a livelli massimi, è sempre stata osmotica, nel senso che è trapassata da una parte. Se andate all'Università di Padova, nella sala delle colonne trovate 3 busti. È di un certo Galileo, che era uno straniero, perché era di Firenze, è stato chiamato dalla Repubblica, pagato bene, si è pentito di essersene andato, ha avuto i guai che ha avuto. C'è di mezzo un unico veneto, fra Paolo Sarpi, il più grande giurista della Repubblica Veneta e uno dei più grandi della cultura occidentale, e un certo Copernico che non era certo di Padova. Quindi diciamo che la scienza è sempre stata osmotica, intercomunicante, quindi diciamo che gli uomini di cultura vengono, ed è questo anche una ricchezza che certo, crea sviluppo e crea progresso. Certo, allora adesso dobbiamo andare in pubblicità, dopo sentiremo anche la voce, diciamo, degli scettici e soprattutto sentiremo anche la voce dell'Università di Padova, perché nel piano Italia 4.0, questo piano industriale presentato dal governo, ci sono anche i competence center, e nel nord-est gli atenei e le scuole speciali appunto del Veneto hanno siglato un accordo dove l'Università di Padova è, come dire, la coordinatrice, ma questo dopo la pubblicità.